Le squalifiche di Dendice e Trofo, ossia due under titolari inamovibili, costringerà il tecnico dell'Acragas Vincenzo Feola a rivoluzionare un tantino la formazione che domani, con l'obbligo di vincere, sfiderà in trasferta la Nuova Gioiese. In campo in quota under può scendere un solo classe 1994 ed essendo disponibile De Rossi, l'ex Perugia sarà al suo posto. Nella fascia sinistra l'alternativa in questo momento al posto di Dendice è Terminiello che essendo classe 94 potrebbe giocare soltanto da quinto under. Ecco perché Feola sarà costretto a rivoluzionare la squadra con il sacrificio di qualche over che compone il reparto offensivo. L'arma del tecnico napoletano potrebbe essere rappresentata da De Zai, in quel caso il sacrificato potrebbe essere anche Meloni da due turni a secco e non proprio in uno splendido periodo di forma. Le reti sbagliate domenica scorsa contro l'Agropoli, clamorosa soprattutto quella sottoposta su assist al bacio di Savonarola, sono la conferma che il centravanti potrebbe avere bisogno di rifiatare. Ancora indisponibile Bonaffini, che poteva andare magari a rafforzare la mediana in coppia con Baiocco per un centrocampo che a quel punto sarebbe di qualità altissima. Il tecnico negli ultimi giorni ha provato e riprovato diverse soluzioni, ma la mancanza di under difensivi comporta non pochi problemi. La società questa settimana non è riuscita a concludere i contatti avviati da tempo, c'è stato anche il fattaccio extrasportivo dell'attentato all'allenatore che ha un tantino rallentato tutto. La prossima settimana comunque potrebbe essere quella decisiva, quella che dovrebbe arricchire la rosa a disposizione di Feola per un finale di stagione tranquillo. Chi di sicuro partirà titolare è Filippo Tiscione, già in formissima come ampiamente dimostrato nelle finora due presenze con il gigante. Vincere a Gioia Tauro è indispensabile, come detto, per cercare di riconquistare la vetta della classifica andata perduta domenica scorsa contro l'ex Rigoli, con un secondo tempo non proprio all'altezza delle aspettative. L'Acragas giocherà in Calabria conoscendo già in anticipo il risultato del capolista Torrecuso che gioca sul difficile campo della Frattese. Le due squadre sono divise da appena un punto, ma occhio anche alle inseguitrici, al Rende e allo stesso Agropoli che sulla carta hanno gli impegni più agevoli. Il campionato è entrato nel vivo, perdere punti adesso può compromettere il cammino stagionale.